senno quando... Amici di Televignole, non vi crederete, sembra vedo il pian e questo qui è Jacopo dei Bastard. Nostro connazionale. Nostro connazionale, ti spiega perché Jacopo lei? Diciamo che abbiamo vasta parentela, la nonna paterna sì? della Moletta originaria, ha vissuto lì, dopo a Bolognano e anche a Varignano. Un mix insomma. Quindi Repubblica di Vignole accontentata con queste illustri origini. Anzi vorrei salutare zio Ivo, sì? Che bisogna salutarlo. No? Zio Ivo Bertamini? Sì, sì, sì. Ma te sai che Ivo Bertamini chi che l'è? Sì. Quel del Frantoio? Sì, sì. Ma sa chi che l'è veramente l'Ivo Bertamini ad Amin? No. Il presidente della Repubblica di Vignole. E allora, con onore, adesso mi fregio anche me di questa onorificenza. Ecco, quanto prima, quando farei la nostra festa nazionale mi daremo i Bastard. Volentieri? Costi tanto? No, basta che sia da bever, da mangiare. Ascolta Jacopo, come va là? Bene, bene. Ieri siamo reduci da un bellissimo concerto che avevo fatto con degli amici a Bieno e sta proprio bello. Sono un po' stanco perché sono arrivato a casa alle 5 di mattina. La Madonna, e so che la vaga. Così è il lavoro. Ascolta, e l'ultimo album? Adesso stiamo producendo un album nuovo tra una data e l'altra durante la settimana e siamo felici perché comunque abbiamo trovato una dimensione artigianale che ne permette di essere completamente liberi e che ne permette anche di vivere con il nostro lavoro, quindi è una soddisfazione per noi. Ascolta, dopo quella roba in televisione, pareva che fesse chissà che e dopo l'impressione te di giustamente se tornai alla bottega artigiana, come mai? Perché appunto è un'impressione, l'apparenza non è la realtà. La nostra realtà non era le canzoni che cantaviamo per gioco durante il programma e pochi capì che quello è un gioco, non è la realtà. Ho capito. Noi abbiamo continuato nella nostra strada, sì? Proseguendo il percorso che avevamo iniziato con i nostri gusti, con la nostra passione. E dir di fare le robe da soli significa almeno aver che provare. E quando se non se la farà si dirà almeno non che l'abbiamo fatta con le nostre forze, ma almeno se la provare. Se invece non si seguiva subito questa strada qua ti restava il rimorso di dire cazzo se avessi fatto come dicevo mi. Invece no, così abbiamo scelto di non poter avere rimorsi. Duri e puri. Sì, no, duri. Tranquilli e spensierati, dai. Ascolta, però magari gli hai rimesso un po' dei soldi. No, non abbiamo rimesso niente. No? Dobbiamo far rimettere meno soldi a chi ne c'ha per suonare facendo così. Questa è una buona roba, questa è una buona roba. E come va la vendita di CD? Beh, il CD è più che altro un modo per riuscire ad andare in giro a suonare. Ci vuole sempre la novità, chi che investe su di te. E quando già è un anno che ti sei uscito col disco è più difficile trovare concerti, quindi noi ogni anno facciamo produzioni nuove e avanti così. Voi sei bestie da spettacolo, Bugardo. Ma sì, è divertente, è la nostra passione. È come uno che piace andare in montagna. Oh, difatti te sei ancora dal piano. Sì, perché è una bella festa stiamo festeggiando degli amici che non è più e sto camminando insieme. Un torneo di briscola ed è un bel momento per stare anche per ritrovarsi perché tante volte non si è via, non si incontra, invece c'è tutta una compagnia di ragazzi che ha passato l'infanzia scontrandosi in giro per Pinè, quindi è un bel momento di ritrovarsi insieme. Chi è sti amici che fu? Una è la sorella della mia cara amica, della Nadia, Leila, e altre persone che è giusto ricordare. Ma... Ascolta, un'ultima roba, dopo della suonare alla festa. Se uno in Trentino e dice metto su un complessivo e vuoi fare qualcosa, ti cosa diresti? Che lo può benissimo fare, che però quando si scontrerà con la realtà della burocrazia e del fisco, perché c'è una società prima di essere in gruppo a livello legale. Finisce la poesia? Lei è un po' una sega, sinceramente, e una spesa che non vivendolo non ti potresti immaginare che è così tanto, che ti lavori così tanto per gli altri. E delle ultime canzoni che mi fuori, qual è la che ti piace di più? La mia preferita? Sì? Devo pensare che su un attimo. Beh, l'ultimo singolo che uscì mi piace molto, che sta scritto
da noi è Bugo, che è un artista eclettico, molto bravo. Vi consiglio di ascoltare, tipo Sono casalingo, canzoni così sue, che si intitola Ti sei fatto un'idea di me, che è un testo scritto da lui proprio pensando a noi, 2 o 3 anni fa l'aveva scritta, dopo però per cause multinazionali in conflitto lui ne aveva fatto sentire la canzone, si è riusciti a venirne a conoscenza tramite conoscenze e ne sembrava giusto dargli la nostra versione della canzone che aveva scritto per noi, che le era un onore grandissimo. E lo sta in India per 9 mesi e da lì ne siamo tenuti in contatto, abbiamo finito la canzone e adesso a breve deve venire su a trovarmi in sala prove, così finalmente ne incontreremo anche di persona oltre che via video e via artistica, insomma, che ne siamo scambiati pareri, è stato molto interessante. Jacopo, posso pagarti solo una birra? Mi dici, guardate le vignole. Sì. Un saluto dai Bastard Sons of Dioniso in veste di Jacopo Proseghini. Guardate tutti i televignoli. Grazie, Jacopo, immancabile.